Ebbene, eccoci qua anche questo sabato. Siamo pronti per fare una trasmissione, direi bomba, perché qui al mio fianco ho il mio carissimo amico Tony Venturato, giornalista e scrittore. E poi abbiamo in collegamento un personaggio molto molto importante. È quello che ci cambia il meteo. Abbiamo il dottor Giuliacci. Buongiorno, dottor Giuliacci. Io saluto col mio buonasera. Del resto in Toscana, io sono di origine umbro-toscane, nato ai confini con il Senese, di Città della Pieve, dove è nato il Perugino, e quindi dico buonasera perché è un augurio per la sera che sta per iniziare. Quindi scusate questo spettegolezzo. Ma pensa, dopo tanti anni che la vedo, ho imparato oggi qual è il motivo che lei facesse quella... Com'è che faceva? Volete che ve lo spieghi? Sì. Diciamo che in Umbria ancora aleggiava, forse aleggia lo spirito di San Francesco, per cui questo rispetto reciproco con il prossimo, ma anche con gli amici. Io gli amici li vedevo giù in Umbria, vado in estate, quindi le vedo dopo un anno, per cui di solito quando ci si incontra, invece di dire ciao, come sta, un abbraccio eccetera, veniva spontaneo sempre fare una specie di inchino prima di stringersi la mano o darsi un abbraccio, no? Quando sono andato in TV mi ho detto adesso devo dire buonasera, così avanti, dico dai, mi sembra un po' desueto, forse non è il caso di farlo. Quindi il volerlo dire o non volerlo dire è venuto fuori un buonasera sbilenco, diciamo. Ecco. Allora... Dopodiché, dopo un anno che facevo questa cosa, che poi sì, ho accentuato, visto che piaceva un po', l'ho accentuato. Mia moglie, che era insegnante, aveva i bambini alle elementari, appena arrivava a scuola si alzavano tutti e salutavano col buonasera simultaneamente. Quindi voglio dire, dopo che faceva un po' questa sceneggiata, più vera che sceneggiata, dopo un anno i giornalisti giustamente dicevano facciamola finita con questa roba, tanto si sa, siccome siete prima di Striscia la Notizia vuole partire con uno zoccolo alta, quindi il buonasera di Giuliacci allora ho detto, ma questi pensano che io possa aver inventato la mossa, allora adesso ne invento una sul serio. Allora, siccome noi italiani smanacciamo quando parliamo, no? A destra, ma per smanacciare di meno in TV mi tenevo una biro, no? Tenevo così una biro in maniera tale di costringere le mani a stare ferme, no? Però quando questo dico, per Bacco adesso gli faccio la mossa, ogni tanto invece di tenerla così incominciavo a tenerla così mentre parlavo, no? E così parlavo e poi ogni tanto la mettevo così. Era giugno, a settembre la prima puntata di Greggio e Iacchetti dice abbiamo scoperto un'altra mossa del colonnello, la biro, no? Perché quella sì, quella è una mossa inventata, rifilata diciamo in pieno. Allora, mi lasci adesso presentare la trasmissione perché ho presentato gli ospiti. Certo. Però questa trasmissione viene fatta in sostegno alle categorie, Valentina, che hanno sofferto in questo anno di Covid. Che hanno sofferto in questo periodo di pandemia, diciamo, Bruno. L'arte, il teatro, sì. la Arte, musica. teatro, musica, spettacolo. Abbiamo raggruppato tutte queste categorie, tutto questo settore che in quest'anno, anzi anno e mezzo ormai, sì, hanno vissuto delle difficoltà. Infatti noi in studio abbiamo avuto anche in collegamento ospiti sia che avevano bisogno di dar voce proprio al loro settore e anche personaggi che hanno dato modo di poter dar grinta, dare un po' di sostegno, dare un po' di coraggio con le loro esperienze e anche con... Allora poi il dottor Giuliacci mi darà il voto, adesso presento l'ospite che ho in fianco. Certo. Ma attenzione, Buonasera Tony. Buonasera. Sì, buonasera. È stato, diciamo che è stato un equinozio, un equivoco. Ecco, diciamo, sì, buonasera, ecco, lo ripeto, va benissimo. Mi piace l'argomento, non perché sia un argomento gioioso, purtroppo è un argomento, direi, piuttosto triste per coloro che hanno dovuto subire, no, tutte queste
limitazioni. Ora, io in parte le ho accettato tutte queste decisioni che ci sono state, che a me mi hanno interessato marginalmente, ma mi sono messo nei panni appunto di imprenditori, anche come quelli appunto dello spettacolo, ma qualunque tipo di impresa. E mi chiedo se certe limitazioni non siano state esagerate. Porto questo esempio. Mio nipote maggiore va al liceo, io sono di Segrate, 4 chilometri da Milano, va al liceo classico a Milano, al liceo classico Berchet, deve prendere 3 mezzi. Quando arriva sul metro gli dico: ma il metro come lo trovo il mattino? Nonno, guarda, si entra pigiato. Allora io dico: ma tu non permetti alle aziende di lavorare e poi permetti, siccome non sei stato capace di raddoppiare i mezzi pubblici, perché le potevano raddoppiare, ma hanno detto no, e privati mica possiamo invitare i privati a raddoppiare i mezzi pubblici, perché facciamo guadagnare i privati, ho capito? Scusate questa mia esternazione. E questa, guardate, mi pesa enormemente questa disorganizzazione voluta, perché non si è voluto raddoppiare i mezzi pubblici. Con la stessa logica significa che le aziende sono state trascurate pur di fare la bella figura, di far vedere che gli italiani guarivano, sono state legnate tutte. Adesso voglio vedere come la rimettono in piedi. Io mi auguro che quelli che hanno voluto così siano i più poveri di tutti. Scusate questa mia esternazione. Ma nessun problema. Tony, mi è piaciuto questo sfogo. Adesso tu condividi quello che dici? Certo che lo condivido in pieno, e tra l'altro io sono qui anche per ringraziare voi per il servizio che avete fatto in questo periodo, le radio, le televisioni, tutti naturalmente quei sistemi che ci hanno aiutato a condividere, a portare avanti l'informazione. Però ci sono dei settori che effettivamente sono rimasti fermi, ma pensiamo semplicemente al teatro, il cinema, tutta la musica con i concerti, le mostre, le presentazioni dei libri. Io guardate che in questi 2 anni non ho presentato, 1 anno e mezzo, non ho presentato una riga, e per fortuna che vivo naturalmente di qualcos'altro, quindi scrivo sui giornali, opero magari sui social network e così via, e ho la possibilità ugualmente di portare a casa, come si suol dire, la pagnotta. Ma immaginate quelle persone che vivono esclusivamente di spettacolo, e non semplicemente perché sono degli attori o perché rappresentano negli spettacoli, lo fanno di mestiere, ma immaginate anche tutte quelle realtà che lavorano dietro queste aziende. Guardate che parliamo di migliaia e migliaia di persone che sono state lasciate a casa. Allora, questo personaggio è importante non tanto quanto scrittore, quanto giornalista. Dottore, questo personaggio è importante perché lui viene fuori da un'esperienza E ha fatto questo libro. che ha fatto poi questo libro, Ah, un incidente, e dopodiché, rimessosi un pochettino in forma, ha partecipato alla maratona di New York. La vuoi raccontare? Certo, allora io parto sempre da una data specifica che è l'11 settembre. L'11 settembre è una data che tutti noi ci ricordiamo, il crollo delle Torri Gemelle a New York. L'11 settembre c'è stato anche il primo maratoneta della storia, Filippide, che ha corso i 42 km 195 metri da Maratona ad Atene, è arrivato, stramazzato al suolo sotto il peso della propria corazza, e lì naturalmente è morto. L'11 settembre io ho avuto un incidente motociclistico, un'auto mi ha attraversato la strada e mi sono lesionato il midollo spinale. Il giorno seguente davanti al letto ho trovato una carrozzina e il medico mi ha detto: Tony, anzi Antonio, non potrai più camminare. E io sono un artigiano, mi occupo di comunicazione, e la prima cosa che ho detto: guardi dottore, sono anche un paracadutista della Folgore, se non posso camminare perlomeno posso volare. Però la vita è dovuta andare avanti con notevole difficoltà. I primi mesi sono stati molto difficili, mia moglie spingeva questa carrozzina e poi pian pianino
a seguito di alcuni interventi medici che ho avuto con la fisioterapia che mi ha aiutato, ho iniziato di nascosto a mia moglie a camminare pian pianino, prima con un bastone, cadevo a terra, avevo sempre le mani e le ginocchia sbucciate, quando lei arrivava dal lavoro mi rimettevo naturalmente, mi lavavo e cercavo di non far capire cosa stessi facendo e ogni giorno di più, ho aumentato una volta 10 metri, poi 20, 50, 100, finché un giorno sono riuscito ad uscire di casa. Sono uscito di casa e pian pianino ho iniziato a camminare da lampione a lampione del marciapiede. Io ho sempre avuto la passione per la corsa, ho sempre corso in vita mia, nonostante la mia mole e la mia stazza fisica, e ho detto, ma quasi quasi provo a camminare veloce, magari provo anche a correre. Ho iniziato pian pianino a correre, i medici naturalmente che mi seguivano mi hanno detto no Tony fermati perché magari poi può subentrare anche la delusione di non riuscirci. Io però, Giuliacci, io sono partito, poi di nascosto ho prenotato l'aereo, ho prenotato la maratona di New York, l'ho detto a mia moglie e ai miei figli solamente un mese prima di partire e poi sono andato a New York e ho detto la corro in 6 ore, perché ho detto cammino, corro, vado piano, perché quegli anni ancora cadevo tante volte a terra. Sono partito e quell'anno avevo la maglietta della provincia di Treviso con scritto a caratteri cubitali Tony. E caspita, quando sono entrato a New York la gente iniziava a leggere Tony e questi qua gridavano il mio nome. E ho detto, chi me lo fa di camminare? Io corro, io continuo a correre. Bravissimo! E poi sono arrivato al 30° piano. Bravo. Beh, questo è un esempio di quando si vuole, fortemente si vuole, no? Voglio dire, ma questo è un bel esempio anche per i giovani, perché voglio dire, a dimostrazione che se uno vuole un obiettivo, io dico ai giovani, non dovete solo sognare, i sogni possono, anch'io io lo dico, io insegno ancora tuttora, adesso in una scuola, un istituto di Bergamo, istituto tecnico aeronautico, liceo, quindi sono ragazzi delle medie superiori. Dico, sognare, se avete un sogno, non coltivatelo solo come sogno, ma come un obiettivo da raggiungere, e se ce la mettete tutta lo raggiungerete, perché io ho portato anche il mio esempio, io sono figlio di contadini, quindi anch'io potevo correre poco in senso di scalata verso, che possiamo dire, verso essere un po' più noto, no? Quindi però giuro ce l'ho messa tutta e quando voglio dire, in ogni occasione ho detto voglio raggiungere quell'obiettivo, e ci sono riuscito. Questo è, diciamo, è un discorso parallelo a Tony, no? Voglio dire, io non ho rischiato, non ho dovuto spremere i muscoli, ma ho dovuto spremere un po' le meningi, diciamo, ecco. Però se si vuole, e questo è un messaggio per i giovani, se avete un obiettivo, lo dico sempre anche al mio nipote che fa adesso il primo, diceva, lo raggiungerai. Basta che sia credibile, ovviamente. Se tu pensi ovviamente di andare in un'altra galassia, in questo momento probabilmente non ce la farebbe. Vuol dire che sia un obiettivo raggiungibile, se ce la metti tutta, certo, costerà un po' di sacrifici, ma i sacrifici di adesso li apprezzerai domani quando avrai tante altre soddisfazioni, no? Quindi questo sono d'accordo in questa visione di non arrendersi. Questo forse vale tutto sommato anche per tutte queste aziende, no? di vario tipo, non solo quelle dello spettacolo, dove magari l'imprenditore dice va, getto la spugna, se ha qualche spiraglio non molli perché sono certo che, voglio dire, ci sono le condizioni perché l'Italia si possa rimettere in sesto, insomma 200 miliardi non sono nocciolini, no? Voglio dire, quindi se uno riesce a resistere probabilmente riuscirà a riemergere, no? Perché le condizioni verranno create, no? Io sono di questo parere, quindi non so se sono andato fuori tema, Tony, no? Congratulazione per... Non mollare mai. Non mollare mai. Non mollare mai. No, è un bel messaggio per i giovani, ripeto. È un inno alla vita, è un inno alla vita, soprattutto a crederci sempre nello studio, nell'arte, nelle professioni, in qualsiasi cosa, dare sempre il meglio di se stessi.
È vero, è vero. Io lo dico soprattutto a più timidi, perché vedo a scuola ci sono quelli timidi, cioè, tant'è che in questo istituto, anche oggi, per esempio, ogni giovedì andiamo su Bergamo TV con un video di previsioni meteo, dove io accanto a uno di questi giovani facciamo le previsioni, per far sì che quelli che sono timidi si abituino un tantino a sapere esternare, perché il timido magari può essere un Einstein, ma se non sa esternare, no? Al primo colloquio che farà con l'azienda dirà: ma tu non mi servi, mi sembra, no? Sto rendo l'idea. Essere timidi oggi è un handicap che andrebbe osservato con maggiore attenzione nelle scuole, e appunto presso questo istituto c'è questo metodo di ti butto di fronte alla TV e cerca di parlare, ma sapendo che ci sono io come paracadute, ovviamente, no? Quindi sono d'accordo, questo messaggio, cioè, di Tony è importantissimo, però sai, i timidi pensano: ma io non potrò mai essere come Tony. Non è vero, devi uscire fuori dal guscio, non so se mi spiego. Certo. Verissimo, Certo. verissimo. E l'idea del libro ti ha portato poi a scrivere altri libri, e adesso ci racconti un po' qual è il tuo ultimo? Cos'è? Guarda, adesso vi racconto la storia di questi gialli. Beh, in realtà, Bruno... Che stanno andando molto bene. Caspita. Beh, intanto vi dico una cosa. Fai tu. Allora, intanto vi dico che Never Give Up quest'anno, la maratona di New York, quindi maratona 2021, sarà distribuito dai runners newyorkesi nella città, nella Grande Mela. Quindi chi andrà a correre la maratona di New York troverà Never Give Up, perché mi sono messo in contatto con gli organizzatori della maratona di New York, ho raccontato loro la mia storia, ho detto di aver pubblicato il libro, Amazon ha voluto tradurlo e sarà in distribuzione a New York i giorni della maratona. Bene, che bello. Bravo. Invece, è una bella soddisfazione. Sì, scrivere è il mio lavoro. Io avevo nel cassetto un maresciallo, il maresciallo Occhi Pinti. A me piacciono moltissimo i gialli. 14 anni fa ho ideato questo maresciallo siciliano, che viene in Veneto a Treviso, in una caserma di Treviso, conosce un amico, un oste, tipicamente veneto, e da lì parte una storia di amicizia e si fa aiutare da questo amico oste nelle sue indagini. Nel periodo del lockdown ero un po' fermo, ho detto: ma apro quel cassettino dove avevo questi racconti e ho iniziato a pubblicarli. Il primo è stato Il cimitero di Burci, dove viene ritrovato il corpo di una giovane donna lungo il Sile, certo, da qui naturalmente poi partono le indagini, poi c'è stato L'ombra del notaio e adesso c'è stato l'ultimo, Il giardino dei Gigli. Sono contento perché su 5 milioni di libri pubblicati in Italia, tutti e tre i libri sono all'interno dei primi 1000, quindi per me naturalmente è una bellissima notizia e sono contento perché effettivamente è nato da un'idea così, ma scrivo e poi effettivamente ho visto che piace, è un'idea che piace. Ma fai qualche... Perché io dipingo, ho cominciato così dal nulla e parti. Sì. Dottor Giuliazzi, lei quando presenta il meteo, cambia le condizioni o dice esattamente quello che succederà? E qua la voglio. Io pratico weather on demand, ossia chiedi il tempo che vuoi e ti sarà dato. Lei mi dice: io domani sarò a Treviso nel pomeriggio. Vorrei il sole, vabbè, e io mi impegnerò, ovviamente, no? Questo weather on demand, chiedi e ti sarà dato, no? Va bene, allora... vedete, è il nuovo metodo più avanzato delle previsioni. Bravissimo. E per di più ho organizzato, io ho scelto 50 signore anzianotte con callo certificato, no? E tutte le mattine le interpello. Se su 50, 40 mi dicono che gli fa male il callo, io prevedo cattivo tempo per domani, no?
Capito? Io volevo la sua intercessione con Sì. quell'anticiclone delle Azzorre. Ecco, se lei poteva in qualche maniera mettere una buona parola per cortesia con questo anticiclone. Arriva o non arriva? Diciamo che cos'è che non arriva? Non arriva all'africano, che è quello che anche i caldofili, coloro che amano il caldo, odiano, perché quando arriva lui, poi in Val Padana, con la pianura padano-veneta, con la quantità di umidità che abbiamo, no? Diciamo, l'afa è terribile, quindi sappiamo di essere quelli che vengono più bastonati dal caldo. Quindi non arriva all'africano. Ci sono adesso queste, dico io, corrente atlantica. Oggi è bello. Sabato sera abbiamo deciso di far peggiorare, però abbiamo così deciso, vista bene, non lo so, vabbè, ormai è stato deciso, peggiora, cominciare anche dal Veneto, dalle Alpi, e poi ci sarà una domenica piovosa, no? Anche lì nel nord-est. Lunedì via vi salviamo per intercessione di Valentina. Valentina mi ha chiesto un giorno in più di bel tempo, vero Valentina? Certo, la ringrazio, grazie Mario che mi stai ho dovuto accontentando. temperare, le donne hanno sempre sì. ragione. No. Dottor Giuliazzi, una bella notizia che non arriva l'africano. No. Anche perché bisogna mantenerlo poi. L'africano. Che non va confuso quelli dice arrivano 20 africani, ma ne arrivano di più a Pantelleria, no? Ne arrivano di più. Guarda, io ho messo su un orecchino che lo fa un ragazzo Bello, artigianale, cos'è? guardi, la lunetta, proprio La per il luna. meteo. Guarda, Bella. il suo onore. È un creativo, un artista. Bubu seconda scelta, lui ha la sua pagina che presenta tutte queste cose qua e è un bravo ragazzo. È un'azienda? O no, c'è Sì, lui lo fa di passione questa cosa. Lui usa l'alluminio e prepara così. Ma vedi, entriamo in un discorso oggi che anche le giovani start-up devono immaginare, no, di fare le solite cose che fanno, avere l'idea nuova. Io faccio parte dei Lions e i Lions hanno un'associazione parallela che si chiama Life Ability, no? In cui tutti i Lions d'Italia hanno messo 70.000 euro a disposizione per progetti per i giovani che inventino qualcosa di nuovo o migliorino decisamente un progetto già esistente. Abbiamo già dato i premi, soprattutto nel campo della salute e dell'economia. È venuto un bel progetto vinto dall'Università di Napoli, il primo premio per il Covid, è un bel progetto innovativo che poi va a finire in termini di aziende. Ecco, voglio dire, inventare, non dice io voglio fare l'imprenditore, si mette a fare magari come tutti i bergamaschi che vanno in giro col camion a murare no, voglio dire, quello mi sembra non è grande fantasia, no? Uno deve tirar fuori qualcosa che gli altri non hanno pensato, che poi è l'uovo di Colombo, in fondo anche quello che ha fatto vedere Valentina, no? Non so se mi spiego, no? Quindi è un invito, io credo, ai giovani a tirar fuori la fantasia, perché è vero, Tony me lo conferma, il dono maggiore che hanno i giovani è la fantasia, sapere inventare qualcosa di... No? E quindi la tirano fuori questa qualità, no? E verrà che se vogliono essere imprenditori, ovviamente, no? Perché uno può essere imprenditore anche a 20 anni. Infatti uno di quelli che ha vinto i premi perché ormai questo premio esiste da una decina, ha messo su un'azienda che adesso ha 400 dipendenti, per dire, no? Con idea innovativa. Quindi un suggerimento ai giovani: non fate ciò che hanno fatto i vostri padri e i vostri nonni, cercate di pensare a qualcosa diverso, magari la stessa produzione ma fatta in una maniera diversa, no? Eccetera, no? Quindi la fantasia. Fantasia. Non so se siete d'accordo, Tony, soprattutto. Siamo perfettamente d'accordo. Sì. Lei è stato un ospite veramente gradito, purtroppo il tempo è tiranno, vero Valentina? Sì, purtroppo sì. Il tempo time. Grazie mille che è venuto qui
io in collegamento. volevo sentire, poi passiamo ai saluti, volevo sentire un attimo Tony Certo. ancora. Allora, io vi ho portato anche 2 braccialetti Never Give Up Che a gentile, te e a te, E uno lo perché dai- e uno lo dai e uno domani. lo spediamo, Ah, no, non lo trovi domani. Grazie, grazie, grazie. vediamo di grazie. trovarlo, sì, Ma, lo spediamo molto volentieri. E una casomai le domanda, spedisco Tony, anche ma la copia del libro. una domanda rapidissima, ma possiamo darci di tu? Ma tu proseguirai quindi lungo il filone così poliziesco? Certo. Sono ho 7 capito. racconti nel cassetto, fino adesso ne ho pubblicati 3, il quarto arriva prima dell'estate, siccome il quarto sarà praticamente un doppio capitolo, quindi il quarto ad agosto e il quinto a settembre, e prima di Natale arrivare al settimo. Li pubblico tutti quanti nel giro di un anno e dopodiché vedremo, ma intanto sono già nel cassetto, quindi basta Ti riaprirlo. chiedo se qualcuno le ambienterai all'interno di un fenomeno meteo, arriva un'alluvione facendo gli scongiuri, un temporale, eccetera, dai, ti farò pubblicità lo leggerò anch'io, va bene? Molto volentieri inserirò, Ok. inserirò un disastro meteo, un omicidio strano. Disastro dove fa solo danni materiali, non uccide nessuno. Certo, sì. Bene, bene. Tony, noi dobbiamo passare i saluti. Ringrazio veramente il dottor Giuliacci, così. Grazie mille. Grazie mille. No, grazie a voi, è stato, come tutti voi siete simpatici, mi fa piacere, quando volete ci sarò sempre, anche soprattutto per aiutare coloro che soffrono in questo momento. Si sarà accorto che questa trasmissione va fuori dagli schemi, perché è una diretta, diciamo quello che ci viene in mente, non scriviamo niente, però secondo me la spontaneità è la cosa più bella del mondo. No, ma difatti io ho apprezzato molto anche il vostro presidente di regione, che è stato il più pratico, e quando parlava diceva sempre cose sagge, non fumose per aria. Io ho seguito moltissimo. Ecco, sentiamo anche il vostro presidente. Il nostro presidente è stato qui, ha fatto... Colonnello, ha fatto la puntata di apertura, il nostro presidente Zaia ci ha dato sostegno per questa trasmissione. La prima puntata l'abbiamo fatta con Luca Zaia. Ah, non lo sapevo, quindi non è che ho fatto un complimento sapendo che, quindi guarda caso, dico sul serio, non è che è una sviolinata, io tanto ormai devo fare più carriera, quindi... Va bene, io vi ringrazio per essere stata invitata, complimenti a Tony per il suo percorso come uomo, ma anche come scrittore, e grazie a Valentina, una bellezza friulana. Oddio, ho perso il tuo cognome di nuovo. Sono un po' bianco, ma sono Bruno. Ma io non posso dire so bianco perché l'ho persi quasi tutti, quindi va bene, grazie. Quando volete ci sarò sempre. Va bene? Grazie anche per la disponibilità, alla prossima. Arrivederci. Di nulla, buonasera. Poi grazie Valentina, grazie Bruno. È stato un piacere, una conoscenza bellissima e grazie, interessantissima. grazie ai nostri storia. ascoltatori che ci sopportano ogni sabato. Grazie Ciao, a voi. arrivederci.